Venerdì 26 giugno, San Vigilio, vescovo e martire. È il 177° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 188 al termine. Il sole sorge alle 5:23 e tramonta alle 21:03. La luna si leva alle 18:28 e tramonta alle 2:15. La flotta veneta blocca lo stretto dei Dardanelli e i turchi, al comando di Sinan Pascià, cercano di forzare lo sbarramento. Fatte levare le ancore, il capitano generale Lorenzo Marcello muove per primo all'attacco, restando ucciso da un colpo di cannone mentre stava per abbordare una galea nemica. Il suo cadavere viene nascosto per impedire che si divulghi la notizia. Lazzaro Mocenigo, ferito a un occhio, grida «Ne basta uno per veder la vittoria». Dopo 7 ore, lo scontro ha termine con la sconfitta dei turchi, che hanno subito gravissime perdite. 80 navi affondate o catturate e 10.000 morti, mentre i veneziani ne hanno solo 300. Le previsioni per domani. In generale, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Entrando nello specifico, sui litorali, pianure occidentali, pianure orientali e prealpi, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, così come sulle Dolomiti, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Temperature in ulteriore aumento.